Ci sono volte che mi succede di andare in giro senza sapere se ho una meta o un obiettivo, ma non importa, mi sento vivo. Così cammino come distinto, come un pennello sopra un dipinto. Come fa sempre chi della vita, fatta una scelta ben definita, quella di andare senza controllo, simile a un muro dopo il suo crollo, con un aspetto disordinato, come un randagio ammaestrato. Forse era meglio non incontrare quel conoscente che vuol parlare, senza sapere che il mio cervello sta svolazzando con